barozze, a moninne a mangiare a muoreca alta. Talia che forza che aniva luce, che con le corna muovono i valate, se non era lesta a fare una voce, talia che forza che aniva luce. C'era una volta un povero pescatore che aveva 3 mesi che non pescava niente, s'arrivolgia allo santo patriarca, dopo 3 giorni affonnò la barca, talia che forza che aniva luce, che con le corna muovono i valate, se non era lesto a fare una voce, talia che forza che aniva luce. C'era una volta un povero becchino che aveva 3 giorni con burrecava niente, s'arrivolgia allo santo dell'altare, dopo 3 giorni lui era burrecare, talia che forza che aniva luce, che con le corna muovono i valate, se non era lesto. Buongiorno, prepariamo oggi i pastieri modicani. Ingredienti: carne macinata di un misto di carne di vitello, agnello e maiale, prezzemolo, sale, pepe nero, aglio, formaggio, caciocavallo modicano, un po' di brodo di carne, delle uova. Amalgamiamo il tutto in questo contenitore. Noi la carne, naturalmente precedentemente bollita e macinata, senza sale. Aggiungiamo il prezzemolo, sale, pepe nero, l'aglio, formaggio, brodo di carne, e le uova. No? Cerchiamo di rendere omogeneo l'impasto per amalgamare bene tutti i nostri ingredienti. Abbiamo predisposto dei dischetti di pasta dallo spessore di un 3 mm l'uno e disponiamo un po' dell'impasto e chiudiamo tipo un tulipano, un voulevant francese. Formare un bicchiere dove metteremo poi un po' di uovo di sopra. È pronto per essere infornato. Abbiamo completato i nostri pastieri nel nostro vassoio, aggiungiamo, riempiendo questi tipo di bicchieri, di uovo crudo. I nostri pastieri modicani sono pronti per essere infornati. Forno a 220 per circa 3/4 d'ora. Abbiamo preparato i nostri pastieri di carne mista di vitello, maiale e agnello, li abbiamo messi in forno, sono trascorsi circa 45 minuti, controlliamo se la cottura è ultimata. I nostri pastieri sono pronti per essere serviti.
Buon appetito! Caro compare, quando uno è embriaco, tutti lo portano a vivere.